E continuiamo con la sanità perché ci sono importanti novità per l'ospedale di Castelfranco con la cessione di un terreno che servirà poi per la costruzione dei nuovi bunker per la radioterapia dello IOV. La fredda contabilità parla di 30.000 nuovi casi all'anno in tutta la regione del Veneto, tanti troppi, ma gli indici di guarigione, questa è la buona notizia, sono sempre più elevati, fino al 95% solo per i tumori al seno. Queste le premesse del nuovo passo in avanti verso la piena operatività del polo oncologico al San Giacomo di Castelfranco, con la firma dell'atto di cessione del diritto di superficie per 40 anni da parte dell'ULSS 2 Marca Trevigiana a favore dell'Istituto Oncologico Veneto. Il terreno ceduto, che si trova davanti al monoblocco dell'ospedale castellano, servirà per costruire 4 bunker per la radioterapia, dove saranno collocati strumenti dell'ultima generazione come gli acceleratori lineari. Un'operazione da 7.300.000 euro su 3.000 metri quadrati. Insomma, prosegue la trasformazione dell'ospedale di Castelfranco da cadavere eccellente, come definito dallo stesso Zaia, a polo di riferimento, e sulla concorrenza con la sede storica di Padova arriva un chiarimento. Padova è la sede storica, Castelfranco è una sede nuova, dal 18 abbiamo iniziato progressivamente in collaborazione con la ULSS numero 2. Questo diventerà un polo chirurgico di eccellenza a livello nazionale e con tutti i servizi anche oncologici di riferimento. E se l'avvio dei cantieri è previsto per l'estate del 2020, procedono gradualmente i trasferimenti delle unità operative in vista di un nuovo traguardo per la sanità di Castelfranco. Noi stiamo lavorando per liberare il 10° piano e quindi dare possibilità a altre unità operative dell'IOV di entrare, e per noi è importante perché faremo anche l'ospedale